Autonomia, la luce in fondo al tunnel? L'esito dell'ultimo incontro a Roma con il ministro Boccia sembra andare verso l'obiettivo sperato, anche se tra i veneti non mancano i mogugni e l'ottimismo fatta volta a pugni con un pessimismo di fondo. Bisogna sempre vedere cosa che ti lascia e cosa che ti dici, insomma. Sperare è come morire. Quindi... Scusa, da quanti anni è che continuiamo a menarla avanti? Speriamo che arrivi. Fiducioso. Vedremo. Mentre il countdown dei giorni da quel referendum dell'ottobre 2017 votato dai veneti continua a scorrere, il governo porta al tavolo la legge quadro che dovrebbe contenere in una sorta di cornice l'autonomia del Veneto e di tutte quelle regioni che la chiedono. Legge quadro che la senatrice Stefani stigmatizza così. In realtà non è una legge quadro, si tratta di un paio di articoli che probabilmente verranno inseriti all'interno della manovra di bilancio, tra l'altro una sede che io trovo assolutamente nemmeno molto adatta, ma non fanno nient'altro che dire andiamo avanti con le norme sul federalismo fiscale. La strada comunque non è in discesa, davanti ci sono ancora diversi ostacoli. Se la legge quadro passa e come vogliamo noi andrà in finanziaria, dopodiché da quello che dice il ministro saremo pronti per la firma di un'intesa alla volta di gennaio. Tra gennaio e febbraio insomma, se tutto fila liscio, si potrebbe finalmente firmare l'intesa, ma già all'orizzonte si addensano nubi proprio tra le fila del governo, dove la cornice definita dal ministro Boccia fa storcere il naso a pentastellati e ai tagliaviva, difficoltà sottolineate dalla stessa senatrice Erika Stefani. Vedo che questo governo non riesce a mettersi d'accordo, ha fatto fatica a mettersi d'accordo sulla tassa sulle merendine invece che non sulla plastic tax, se no e adesso sui grandi temi tipo il MES. Vorrei proprio vedere se riesco a trovare un accordo su una riforma epocale come quella dell'autonomia.